Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento degli streaming curati dal CSC UNLA di Oristano. Oggi un appuntamento importante, ricordiamo un capolavoro del cinema. Sono trascorsi 60 anni, esattamente dal 1961, dall'uscita di Banditi Orgoso di Vittorio De Setta. Con molto piacere l'ospite che ci racconterà e ci parlerà di questo film è Antioco Floris, che insomma col Centro Servizi Culturali di Oristano collaborato e collabora spesso. Io ringrazio per la sua continua disponibilità per le proposte che il centro fa ad Antioco, che presento. Antioco Floris è professore ordinario del settore scientifico, disciplina cinema, fotografia, televisione presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari. È coordinatore della laurea magistrale di produzione multimediale, dove insegna anche tecnica del cinema e dell'audiovisivo, ed è inoltre docente di estetica del cinema nella laurea magistrale in architettura e di linguaggi dell'immagine nella laurea in scienze della formazione primaria. È direttore del Centro per l'Educazione ai Linguaggi del Cinema, degli Audiovisivi e delle Multimedialità, noto come CERCAM. Qui aggiungo un'altra cosa, insomma, è una di quelle esperienze importanti dell'Università di Cagliari, perché insomma in tutti questi anni ha prodotto dei lavori di alto livello e soprattutto è stato uno spazio importantissimo per la formazione di tanti sardi e non solo sardi. Ha pubblicato tanti saggi, diversi saggi e volumi, in particolare ricordo quelli dedicati a Daniele Segre, a Nanni Moretti, a Nanni Loi, al cinema di formazione, al cinema in Sardegna, a Fabrizio De André. Ricordo adesso anche questo, faccio una delle ultime pubblicazioni nella quale anche Antioco Floris è stato uno dei curatori, il cinema come disciplina, l'Università Italiana e i media audiovisivi, tra l'altro in un secondo volume di un lavoro curato da David Bruni, Antioco Floris, Massimo Locatelli e Simone Venturini, che racconta un po' la storia del cinema all'interno delle università italiane, un lavoro anche molto interessante perché ricostruisce un percorso anche affascinante di come i pionieri hanno costruito all'interno delle cattedre varie delle università italiane una disciplina che oggi è molto importante e molto presente nell'università italiana. Però il libro che in questo momento ci interessa, visto questo appuntamento di oggi, è Banditi ad Orgoso, il film di Vittorio De Setta dell'editore Rubettino, uscito 2 anni fa, che abbiamo presentato anche qui al centro proprio in questo periodo 2 anni fa, e che poi Antioco ci racconterà anche alcune cose di questo libro, perché nasce da una anche collaborazione molto stretta con Vittorio De Setta. Allora Antioco, ringraziandoti nuovamente per essere con noi, per dedicarci insomma il tuo tempo in questo periodo di tanti impegni. Poi ci parlerai di cosa è successo ieri, cioè proprio legata a questo film, l'apertura di una mostra importante che girerà per la Sardegna. Ti do la parola e partiamo proprio da come mai dopo 60 anni ancora Banditi a Orgoso di Vittorio De Setta è un film così che cattura ancora l'attenzione di tanti studiosi in Sardegna, in Italia e nel mondo. Quindi è un capolavoro che riesce a parlare a tutti. Per prima cosa, Marcello, grazie dell'invito. La collaborazione, come giustamente segnalavi tu, col Centro di Servizi Culturali è lunga, prosegue ed è sempre molto molto piacevole, perché è uno scambio importante sia da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista umano. In questi decenni abbiamo costruito molto e mi fa piacere continuare a collaborare, a contribuire alle attività culturali appunto del territorio per quello che sono le mie competenze. La domanda che tu mi poni è una domanda forse necessaria, nel senso che effettivamente perché un film realizzato in Sardegna 60 anni fa, realizzato in quella che era la zona dei briganti, come la chiamavano nel continente, riesce ad affermarsi e a trovare un interesse a livello nazionale, internazionale e che dura nei decenni. La domanda
è importante e non è scontata, perché io credo che quando parliamo di Banditi a Orgosolo, del film Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta, noi possiamo definirlo essenzialmente un classico, ossia un film che per la sua capacità di raccontare una storia in determinati modi è riuscito a fissare una serie di elementi che poi durano nel tempo e che, al di là dei gusti che chiaramente cambiano e che sono soggetti alle mode del momento, continua a mantenere una serie di spunti che sono interessanti e considerati per certi versi attuali, ossia capaci di parlare anche al presente, non solamente al passato. Per fare il libro di cui tu hai accennato, cioè quello che è uscito 2 anni fa, titolato appunto Banditi a Orgosolo, fra le varie cose che ho fatto nella mia ricerca c'è stata anche quella di capire se e quanto, in che misura oggi il film viene visto. Cioè, se esiste ancora, al di là degli appassionati, io dico sempre, io vengo da un paese dell'interno, della Sardegna, il film l'ho conosciuto quando ero bambino, mi ha colpito e mi è rimasto anche questo rapporto ancestrale con la cultura del pastore, che è quello dei nostri antenati, delle nostre famiglie. E quindi ho chiaramente un legame affettivo, ma nel mondo lo si vede in che misura. E la cosa che mi ha colpito è che se io digito Banditi a Orgosolo su Google, oppure Bandits of Orgosolo, come si dice in inglese, risulta che c'è una rassegna a Toronto dove lo proiettano, oppure a New York, in Cina. C'è un film che viene richiesto e che viene visto, anche viene visto dalle rassegne dei classici del cinema, ma ancora di più banale, se io vado al DAMS di Bologna nel corso di laurea nell'insegnamento di analisi del film, DAMS di Bologna è forse la scuola universitaria più importante per chi studia il cinema. Ecco, nel corso di analisi del film, uno dei film che si analizza è Banditi a Orgosolo, quindi come corso monografico e quindi come corso di approfondimento. Ci sono accanto ai classici del cinema mondiale c'è questo piccolo film fatto in Sardegna. E lì perché? Perché De Seta, e questo è l'aspetto importante, è riuscito, forse inconsapevolmente anche, a raccontare quel mondo, ma cogliendo tutta una serie di elementi che vanno ben al di là di quel mondo. Allora, per esempio, se io guardo le recensioni pubblicate nel vasto mondo dopo che il film è uscito, mi colpisce una recensione apparsa in una rivista specializzata cubana. Siamo nel 1963, quando il critico cinematografico recensisce, dedica 3 pagine, quindi molto, a Banditi Orgosolo, e a un certo punto scrive questa frase che a me ha colpito molto, cioè: se io dovessi suggerire, indicare un film adatto per il popolo cubano che ha fatto la rivoluzione cubana, io direi che questo film è Banditi a Orgosolo, perché più di ogni altro ha saputo parlare dei conflitti fra popolo e potere, fra culture dominanti e culture subalterne. Ecco, questo lo scrive un critico nella Cuba del 63, la Cuba di Fidel Castro, del Che Guevara, non la Cuba che è diventata oggi, quindi in piena atmosfera rivoluzionaria. E poi c'è un'altra cosa, un altro articolo che mi ha colpito di un insegnante operatore culturale che lavorava nelle scuole del Bronx, New York, uno dei quartieri più malfamati in tutto il mondo, e lui faceva lavoro di animazione con i giovani in condizioni, diciamo così, di forte disagio sociale, e lui diceva: un film che uso spesso nella mia attività formativa è Banditi a Orgosolo, perché Banditi a Orgosolo mi permette
di ragionare sui conflitti, su come il potere si impone sui cittadini, sulla gente comune, costringendoli a fare azioni che loro non vorrebbero fare. Ed lui diceva, è un film molto molto efficace per parlare di queste cose. Ecco, questi due esempi ci danno la misura di quanto questa storia ambientata in Barbagia, Orgosolo, una piccola storia, poi riesce a parlare al mondo. Ed è probabilmente per questo che il film continua a essere attuale, perché appunto, pur essendo in bianco e nero, chiaramente non è un film spettacolare, riesce comunque a toccare le corde del pubblico e chiaramente le corde anche dei critici e degli addetti ai lavori. Chiudo questo lungo discorso dicendo che la sintesi che un regista importante come Martin Scorsese ha fatto a proposito di Bandito Orgosolo è questa. Scorsese dice: Bandito Orgosolo è un capolavoro indiscusso. Mi fa piacere segnalare che lo dica Martin Scorsese, un regista che oggi è considerato sicuramente uno dei più importanti sulla scena mondiale. No, perfetto. Riavvolgendo la pellicola, torniamo insomma alla fine degli anni 50, perché per fare un film così, tu hai detto prima, forse inconsapevolmente si sono raggiunti certi risultati, sicuramente sì, però c'è un lavoro che viene fatto per arrivare, perché questo film poi è una grande novità rispetto al cinema che veniva proposto in quegli anni per alcuni aspetti, c'è anche un altro modo di lavorare. Quindi parliamo un po' di chi era Vittorio De Seta, il suo arrivo ad Orgosolo. Noi insomma, l'Orgosolo degli anni 50 è una delle, io dico sempre, ci sono due paesi in Sardegna che sono molto studiati dagli anni 50 in poi. Uno è Cabras e l'altro è Orgosolo, dove abbiamo una grande produzione, cioè tanti stranieri, italiani, dedicano studi, saggi, documentari, registrazioni a queste due comunità. Orgosolo in quegli anni vede alla fine, nel 1954, la pubblicazione di Franco Cagnetta, inchiesta su Orgosolo, vede il lavoro di Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, nel 1957. Tra il 1955 e l'inizio degli anni 60 tutta una serie di registrazioni realizzate dal Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare con Diego Carpitella, Franco Cagnetta di nuovo, Giorgio Nataletti, Antonio Santoni. E diciamo in questo clima si inserisce, in questa grande curiosità verso questa comunità, arriva anche Vittorio De Seta. Come entra all'interno di una comunità apparentemente, come veniva raccontata, chiusa? Sì, è interessante questo, è molto interessante, perché effettivamente la comunità di Orgosolo era una comunità chiusa a due livelli. Chiusa perché, lo sappiamo, i paesi della Sardegna sono chiusi ancora oggi, figuriamoci come potevano esserlo 60 anni fa, 63 anni fa, perché lui arriva a Orgosolo nel 1958. Ma chiusa anche a un altro livello, perché è una comunità diffidente. Sistrangiu arriva a Orgosolo o perché è un poliziotto, una forza dell'ordine, e quindi percepito negativamente, perché quindi lo Stato in conflitto, oppure è uno che arriva per raccontare il paese, ma per raccontare i crimini del paese, quindi non gli aspetti positivi, e quindi c'è moltissima diffidenza nei confronti di chi arriva da fuori. E quindi quando De Seta arriva a Orgosolo la situazione non è facile, non è facile. Fra l'altro lui è anche un personaggio strano, non esito a usare questo termine, un personaggio particolare, perché De Seta viene da una nobile famiglia nobile, nel senso più proprio del termine, sono nobili e latifondisti molto molto ricchi, che vivono, non so se lui è siciliano, la sua famiglia a Palermo
è una famiglia molto importante, ma in tutta la Sicilia, e diciamo che nel meridione d'Italia, è uno che per i doveri familiari dovrebbe avere un percorso formativo che lo porta a studiare, lui cerca di studiare architettura, e che quindi lo porta alle sfere alte della società, dei ruoli dirigenziali della società, e lui in realtà all'università si trova ad avere tutt'altri interessi di quelli della famiglia e comincia a interessarsi a condizioni sociali che sono l'antitesi della sua condizione familiare. E io non sono uno psicologo, non sono uno psicanalista, però probabilmente è come se ci fosse una sorta di riscatto da parte sua per andare a osservare le condizioni sociali di cui forse la sua famiglia è responsabile, per cui lui inizia a fare il documentarista e a raccontare storie di condizioni di lavoro che sono rimaste ferme nel tempo, cioè che non stanno andando avanti verso il progresso. Siamo negli anni 50, metà anni 50, quando in Italia sta nascendo quello che viene chiamato il boom economico, quindi la società dei consumi, e ci sono delle sacche di società che invece rimangono ferme nel tempo, che sembrano impossibilitate ad andare a seguire il tempo della storia, perché ci sono delle condizioni che le hanno bloccate. E lui racconta condizioni di questo tipo in Sicilia, principalmente dove lui sta, e arriva però a conoscere anche la Sardegna. E qui il discorso di Cagnetta, cioè dell'inchiesta su Orgosolo che Franco Cagnetta pubblica nel 1954, è sicuramente un elemento importante. Brevemente, l'inchiesta su Orgosolo di Cagnetta è un'arma, un effetto boomerang che cade sul Ministero dell'Interno. Il ministro Scelba incarica Cagnetta di fare un'inchiesta su Orgosolo per capire quali sono le cause del disagio. Orgosolo, pro terra de bandidos, come dice quella canzone, patria di briganti, temuta chiaramente in tutta la Sardegna, ma con effetti a livello nazionale e internazionale, per cui è necessario intervenire. E come bisogna intervenire? È chiaro che la linea di Scelba è una linea di repressione poliziesca, però ha bisogno di argomentazioni culturali e scientifiche per giustificare questa azione di repressione, e quindi incarica questo giovane antropologo per fare una ricerca per raccontare il paese, individuare le condizioni. E l'obiettivo quindi è quello di far dire a Cagnetta, antropologo, che il paese ha bisogno di essere controllato. Cagnetta sta 3 anni a Orgosolo, dal 50 al 53, progressivamente riesce a inserirsi nella comunità e sostanzialmente quando pubblica questa inchiesta, i dati di questa inchiesta, che è sostanzialmente un libro fra l'altro molto bello da leggere perché è scritto molto bene, sembra quasi è un racconto, presenta una comunità che non è cattiva in sé, come forse avrebbe voluto Scelba, ma è una comunità che è costretta a rispondere in un certo modo a uno Stato che da decenni, almeno dall'Ottocento, interviene con azioni repressive, e quindi come se l'unico rapporto che lo Stato ha con Orgosolo sia quello della repressione poliziesca. E quindi la sintesi di Cagnetta è questo: se vogliamo che Orgosolo cambi, dobbiamo cambiare le politiche nei confronti di Orgosolo, non più azioni militaresche, ma interventi dello Stato, che sono interventi di crescita del paese. Il modo in cui Cagnetta scrive queste cose non è molto delicato, tant'è vero che quando l'inchiesta viene pubblicata come numero monografico della rivista Nuovi Argomenti, diretta da Alberto Carocci e soprattutto da Alberto Moravia, dico soprattutto perché Moravia è la persona conosciuta, lo scrittore noto a livello internazionale. Ecco, quando la ricerca viene pubblicata, crea forte scandalo, perché Scelba si trova a leggere un qualcosa che è completamente diverso da quello che lui avrebbe auspicato. E quindi ci sono forti polemiche, denunce,
Cagnetta, Moravia e Carocci vengono denunciati per vilipendio alle forze armate, oltraggio allo Stato, e quindi la rivista viene ritirata dalla circolazione e ci si avvia a un processo che però assume delle caratteristiche che non sono quelle che il ministro avrebbe voluto. Però lui non aveva tenuto conto del peso di Moravia, quindi il fatto che Moravia venisse denunciato e fosse messo a processo per aver pubblicato un'inchiesta crea un grande clamore a livello nazionale, cioè sono petizioni, interrogazioni parlamentari, ma poi anche a livello internazionale intellettuali stranieri che scrivono lettere al ministro per intervenire. Il fatto sta che c'è questa battaglia che dura circa 2 anni e che poi vince Cagnetta perché la rivista ritorna in distribuzione, la condanna non c'è, quindi il processo va a vuoto, però in tutto questo contesto l'opinione pubblica italiana parla di questa inchiesta. Diciamo che, perché dico con effetto boomerang nei confronti di Scelba? Perché probabilmente se avesse lasciato questa pubblicazione da sola sarebbe rimasto un qualcosa che toccava i pochi intellettuali che leggevano la rivista. Così ha portato l'evento sulla stampa quotidiana e quindi se ne è parlato. De Seta ha conosciuto Cagnetta proprio, ha conosciuto Orgosolo proprio in questa situazione. Prima con la cronaca sui fatti dell'inchiesta su Orgosolo e poi leggendo l'inchiesta si è incuriosito e si è appassionato, ha approfondito, ha letto anche il libro di Maria Giacobbe, Diario di una maestrina, che è un romanzo autobiografico in cui Maria Giacobbe racconta la sua esperienza, la prima esperienza di insegnante in una scuola di Orgosolo. È un libro pubblicato alla Terza, quindi un libro anche pubblicato da un editore nazionale importante. Quindi De Seta approfondisce il contesto, prende contatto con Cagnetta e a partire dalle indicazioni che gli dà Cagnetta lui arriva a Orgosolo. Arriva a Orgosolo nel 1958 e la lettera che gli dà Cagnetta gli permette di avere un contatto con 2 persone che sono Mario Battasi e Marotto, Pasquale Marotto, il fratello di Peppino Marotto, più conosciuto, che in qualche modo fanno da ciceroni a De Seta a Orgosolo. De Seta tramite loro entra in rapporto alla comunità. La comunità lo accoglie vista l'autorevolezza di chi lo ospita, ma lo accoglie con forte diffidenza. Sostanzialmente all'inizio quello che loro dicono: siamo disposti a farti fare un documentario, però De Seta vuole di più. De Seta non si accontenta di fare un documentario, cioè chi ha visto i documentari di De Seta sa che i suoi documentari non sono reportage facili, sono lavori complessi, lavori in cui lui deve entrare nella comunità e diventare parte della comunità. E quindi dopo un po' iniziano i conflitti, dicono: ma tu che sei figlio di un principe vieni qua e vuoi raccontare la vita dei pastori, noi dormiamo all'addiaccio, usciamo di casa e torniamo dopo 6 mesi, dopo mesi fuori, tu non resisteresti 5 minuti a vivere in queste condizioni. E De Seta dice: ok, vengo con voi. Quindi si fa accompagnare dai pastori, sta con loro per giorni in campagna, vivendo come vivevano loro, e in questa situazione lui con loro instaura dei rapporti che non sono più dei rapporti da estraneo, sono dei rapporti di condivisione di situazioni. E progressivamente si integra nella comunità, riesce a superare gli esami alcolici, che sono sempre esami complessi, impegnativi, certo, perché devi consumare litri di vino
e bere acquavite e non tutti reggono, lui riesce a reggere, riesce anche a giocare in strumpa perché comunque è uno massiccio e ben portato, quindi a poco riesce a farsi accogliere all'interno della comunità. In uno di questi documentari, che è quello forse più... non è bello come Pastoria Orgosolo, ma Un giorno in Barbagia. è un giorno in Barbagia, è molto efficace per capire il livello di integrazione, e noi vediamo che lui entra con la cinepresa dentro le case, riprendendo scene di intimità. Quindi non solo gli permettono di riprendere il paese, riprendere la loro vita di campagna con gli uomini, ma lui prende le scene di intimità con le donne. Quindi lui ha questa, gli viene dato questo, che uno non ci pensa guardando il film, ma se uno conosce il contesto capisce quanto è stato possibile. C'era la fiducia ormai con la comunità, perché Sì, in effetti esatto, era considerato uno di casa, non più un istrangio da tenere a distanza. E questo permette quindi di avere un rapporto di sintonia. De Seta fa 2 documentari, Pastori di Orgosolo e Un giorno in Barbagia, che sono due lavori molto, molto interessanti, molto validi. Però lui non è soddisfatto perché dice qui c'è un tesoro in questa comunità e non è possibile raccontarla in 2 documentari da 10 minuti. E quindi lì decide di fare un cortometraggio. E qui inizia un'avventura, perché io ho detto che il risultato si ottiene per caso, perché lui è esordiente, non ha mai fatto un film e non sapeva come si faceva un film. E lì proprio entra in gioco la genialità dell'artista, l'intuito dell'artista che scommette, sperimenta anche a naso, come diceva Freud nel Moto di Spirito, cioè l'artista non è consapevole di tutto ciò che fa, molte cose le fa perché sente che vadano fatte in un determinato modo e quindi entra in gioco la spontaneità. D'altronde la differenza di un artista da un non artista sta proprio questo, che l'artista ha la capacità di rendere, di dare forma a un qualcosa che il non artista non fa. I pasticcetti di Miró funzionano perché li fa lui, se li faccio io non funzionano. E qui De Seta proprio entra in quel mondo sperimentando con intuizioni e realizzando un prodotto che è Banditi Orgosolo, del tutto innovativo da un punto di vista produttivo, di conduzione degli attori, di costruzione della storia, che poi a posteriori, se noi lo guardiamo oggi, vediamo che è stato un pioniere, cioè quello che noi facciamo oggi con le produzioni indipendenti, con la tecnologia digitale, quindi i cosiddetti film a basso budget, lui l'ha fatto 60 anni fa quando non lo faceva nessuno. E quindi diciamo che oggi studiare Banditi Orgosolo è anche un modo per vedere come si può fare un certo tipo di cinema. Eh sì, poi proprio a proposito di questo, col coinvolgimento, allora il film nasce addirittura all'inizio, c'è di mezzo anche Moravia, in una ipotesi di sceneggiatura che poi però Vittorio De Seta non, insomma, ci sta stretto, non riesce, vede che non può essere la rappresentazione che lui voleva dare di quella comunità. E quindi c'è questa scrittura, potremmo definire collettiva con la comunità alla fine, cioè di una sceneggiatura che viene scritta insieme ad una comunità e sicuramente, giocando sulle parole, proprio gli orgolesi diventano media attori, cioè dei mediatori cinematografici e quindi riescono a trovare questa armonia tra chi vuole riprenderli e loro che si mettono in scena, cioè mettono in scena poi se stessi e non è mai semplice mettere in scena i non professionisti perché poi non sono attori professionisti.
Certo. Sì, sì, questo, come dicevo, lui non ha esperienza come regista, sa che vuol fare un film, non ha mai fatto uno, non ha mai fatto scuole di cinema e quindi cerca di lavorare guardando come lavorano gli altri. Quindi la prima cosa che lui fa è rivolgersi a un esperto di sceneggiatura per scrivere una sceneggiatura. E cosa fa? Va da Alberto Moravia, che era quello che aveva avuto a che fare con l'inchiesta di Cagnetta perché l'aveva pubblicata, ma soprattutto perché in realtà sono vicini di casa a Roma e vanno a fare colazione, si incrociano nello stesso bar la mattina a prendere il cappuccino. Quindi chiacchiera con Moravia, propone la sceneggiatura e iniziano a lavorare. Alberto Moravia è Alberto Moravia, uno scrittore di altissimo livello, però prima cosa che constata De Seta, non è mai stato in Sardegna, non solo non è mai stato a Orgoso, non è mai stato manco in Sardegna. Ed è uno che scrive letteratura, anche saggistica, ma è uno che scrive romanzi, che scrive racconti, e l'approccio che lui ha alla narrazione è quello di una narrazione letteraria. De Seta constata subito questo, dice io voglio raccontare un mondo come quello di Orgosolo e metto in gioco la componente letteraria, non esce fuori niente. E quindi dopo qualche settimana di lavoro insieme il sodalizio si interrompe e De Seta decide di usare un'altra strada e quindi si trasferisce a Orgosolo e a Orgosolo inizia a fare una sorta di ricerca sul campo, possiamo dire il modello Malinowski di osservazione partecipante, entra nella comunità, vive insieme a loro e si segna gli appunti di quello che lo colpisce. Quindi, che so, vedi bambini che giocano e lui scrive bambini giocano in questo modo, vede le donne che vanno in chiesa, le donne vanno in chiesa vestite così così e scrive tutta una serie di appunti. Fra questi appunti ci sono ovviamente le gesta dei banditi, le situazioni conflittuali nei confronti della giustizia, come si dice in Sardegna, oppure anche le condizioni economiche, quanta lana produce una pecora, cosa costa gestire un gregge, quanto costano i terreni, quindi uno sguardo a 360 gradi. E per far questo impiega circa un anno là dentro che scrive e prende appunti, finché a un certo punto capisce qual è l'impulso che può dare alla storia. E l'impulso che può dare alla storia è la storia appunto di un conflitto, la storia di un pastore che pur non avendo compiuto nessuna colpa, nessun reato, si trova, perché il contesto lo porta a questo, a diventare bandito. È una storia essenziale, semplicissima, che però secondo lui gli permette di raccontare il carattere della comunità, di usare un approccio che anche è quello del documentarista, cioè di far parlare i luoghi, i volti, le persone, ma contemporaneamente di riflettere anche su problemi epocali. E poi a posteriori noi vediamo il film e ci rendiamo conto che il piglio è quello della tragedia greca addirittura, quindi questo è quello che emerge. Però insomma, all'inizio lui ha questa esigenza e per fare questo lavoro si accorge che il testo della sceneggiatura elaborato come si fa normalmente al cinema non può funzionare e quindi arriva a definire una sorta di canovaccio, a conferma di questa sua ipotesi quando fa i provini, quando sceglie gli attori di far fare le prime prove, si accorge che gli attori hanno una bella presenza scenica, quindi una fotogenia, sono adatti perché si muovono bene nello spazio scenico, ma hanno una difficoltà straordinaria a parlare. E nel momento in cui lui dice loro le battute, quindi dice devi dire questo, la battuta che gli attori pronunciano è una battuta meccanica, come facciamo tutti noi quando studiamo a memoria le poesie, che a scuola alla fine esce fuori qualcosa che mnemonica, priva di espressività. E quindi lui capisce che se lavora con attori non professionisti
non può lavorare su un testo, una sceneggiatura precisa. E quindi decide di lavorare un po' a improvvisare. C'è la scelta degli attori, la possibilità di portare attori da fuori, quindi una macchina produttiva complessa, oppure scegliere gente del posto. La sua idea, proprio quella di un po' da antropologo e un po' da documentarista, è quella di valorizzare le potenzialità espressive della gente del posto. E quindi sceglie di non lavorare con attori professionisti. Seleziona le persone nel paese, all'interno del paese. E quindi sa che quel discorso della sceneggiatura non si può fare. Quindi lui arriva a avere un piano di riferimento generale, quindi sa quali sono gli snodi del racconto, sa come andranno avanti, sa quali sono le zone in cui deve girare. Chiaramente la scelta delle location è importante, però poi quando lavora con gli attori lui propone delle situazioni, quella che oggi si chiama la tecnica della messa in situazione, cioè descrive loro gli attori e dice interpretate questa situazione come se voi vi trovaste a viverla in prima persona. E quindi loro cosa fanno? Cercano di giocare in una sorta di role play alla situazione che gli viene proposta e la interpretano. Questo fa sì che la spontaneità degli attori nel mettersi in gioco deformi quello che era il testo ipotizzato inizialmente e che quindi costringa a costanti correzioni, cambiamenti di tiro per riportare a logicità, quindi rispetto del rapporto causa-effetto, quelli che sono gli elementi, perché lui magari ipotizzava che si facesse questo e quest'altro, però il primo punto non è esattamente quello che lui voleva, di conseguenza il secondo non può essere allo stesso modo. Quindi lui fa un costante lavoro di correzione la notte di quello che deve succedere il giorno dopo, a partire appunto da quello che è stato recitato. L'altro aspetto che per esempio accade è che non è possibile ripetere le scene fatte male, perché gli attori quando si trovano a ripetere la scena non la rifanno uguale. È chiaro che non sono dei professionisti che tu dici ok, devi dire queste battute e quindi quelle battute te le ripetono 30, 40, 50 volte. Qui la dici una volta ed è finito. Quindi questo fa sì che ci sia anche questo senso di forte spontaneità nello sviluppo del racconto, dato proprio dal fatto che effettivamente si è spontanei. E quindi lui costruisce in questo modo lo sviluppo del film con una sceneggiatura che non è di fatto una sceneggiatura, ma che è un work in progress, dove il ruolo degli attori, cioè della gente del posto, nel raccontare la propria storia diventa fondamentale. D'altronde, De Seta dice, voi attori ne sapete più di me della storia di Orgosolo, quindi non è che devo essere io a dirvi quello che voi conoscete. L'obiettivo era quello di cogliere lo spirito del luogo, quindi il carattere della comunità, e quindi lui era consapevole di non poterlo fare osservando solo dall'esterno. Purtroppo il tempo sta volando, il discorso è molto interessante. Sì. Il film poi alla fine insomma viene realizzato con tutta una serie di scelte belle, poi veramente ogni volta che io riguardo i Banditi a Orgosolo scopri anche dei dettagli che poi magari nelle visioni precedenti non ti avevano colpito e trovi nuovi spunti. Sarà che appunto in base alla formazione, agli anni che passano per ognuno coglie anche altri aspetti. Però è la forza dei classici. Esatto, è bellissimo, no? Nel senso che sembra che tu lo conosca tutto e poi invece no, scopri. Però c'è il passaggio del suono iniziale o del non suono, del silenzio, incredibile, perché tutta la prima parte è, fra virgolette, silenziosa per modo di dire, e poi invece questa scelta anche di chiusura che ti riporta a una musica di tradizione orale della comunità di Orgosolo. Quindi una serie di scelte anche veramente, come stai dicendo tu, innovative, perché veramente oggi magari può sembrare un po' scontato per molti arrivare anche a certe soluzioni. Tornando indietro ai 60 anni sono proprio tutte novità e sperimentazioni, forse anche la maggior parte.
Arriviamo però all'uscita, cioè il film viene finito. È sorprendente come immediatamente il film viene accolto bene, perché poi arriva a Venezia e a Venezia come opera di esordiente vince. E allo stesso tempo il film cammina subito anche nei festival internazionali, cioè lo stavi dicendo anche tu all'inizio, però il film ha subito un riscontro ed è anche incredibile perché è un riscontro dentro la comunità di Orgoglio, perché spesso quando si girano i film dentro le comunità, poi le comunità o sono molto contente e magari la critica invece è completamente scontenta di quell'opera, o viceversa non si riconoscono in quello che viene raccontato. Invece questo film ha un parere positivo dalla comunità e allo stesso tempo trova un parere positivo in generale, poi ovviamente ci sono anche le voci negative, però in generale mette un po' tutti d'accordo. Sì, allora il film viene selezionato nella sezione, viene selezionato per il Festival del Cinema di Venezia, che in quel periodo è il festival del cinema più importante al mondo. Quindi non, per capirci, i concorrenti di De Seta sono Alain René, cioè uno dei maestri della Nouvelle Vague, sono Kurosawa, cioè nomi che sono di un certo peso. De Seta all'interno della competizione vince il premio come miglior opera prima. E una parte della critica segnala questo come una sorta di ingiustizia, perché hanno fatto pagare a De Seta, scrivono, il fatto che è comunque un'opera d'esordio, perché secondo alcuni, André Labart, per esempio, un importante critico cinematografico francese, il film avrebbe meritato il primo premio, cioè il Leone d'Oro. Però il film è molto molto apprezzato. Il Leone d'Oro va all'anno scorso a Marienbad, quindi è un film che ugualmente segnerà una tappa importante nella storia del cinema mondiale. Era un anno fortunato quello. E quindi dicevo, il successo al Festival di Venezia è un successo condiviso. C'è qualche stroncatura dalla critica italiana, quella più tradizionale, che non coglie il potenziale del film. Alcuni di questi critici poi negli anni ripenseranno, riconosceranno un errore nella loro stroncatura del film, però soprattutto c'è un riconoscimento a livello internazionale. Il film viene subito dopo Venezia distribuito in altri importanti festival in tutto il mondo e ottiene ugualmente importanti riconoscimenti. Alcuni riconoscimenti sono miglior film, quindi proprio non miglior film d'esordio, ma miglior film in assoluto. E questo fa sì che il film venga nel 62, quindi l'anno dopo viene presentato a New York, per esempio, cioè quindi ha una vita internazionale immediatamente di grande successo. Di grande successo, attenzione, non è che siamo sui blockbuster, cioè film di cassetta, siamo di grande successo dalla prospettiva della critica di un film piccolo. E come parla la comunità? La cosa strana è, vi ho già detto, della comunità internazionale, il caso di Cuba, il caso del Bronx. Come parla la comunità di Orgosolo? Perché questa è la cosa interessante. Il film racconta la storia di un pastore che, pur non avendo fatto niente, diventa bandito. Non è che sia una storia positiva, eppure la comunità di Orgosolo riconosce nel film un'opera che ha dato loro dignità. C'è un'intervista che viene fatta a Giovanni Congiargiu, che è uno dei pastori attori del film, fatta 20 anni dopo l'uscita del film, che dice: quando Bandito Orgosolo per la prima volta ci ha raccontato come siamo, cioè persone normali, non siamo banditi. E io dico: ma perché il film racconta di un pastore che diventa bandito, perché tu lo percepisci come non bandito? Perché è la prima volta in cui il banditismo non è un qualcosa che è dovuto alla natura lombrosiana dell'orgolese, che è cattivo dentro,
ma il banditismo è dovuto a una risposta a una causa sociale, cioè tu diventi bandito non perché te lo sei scelto, ma perché il contesto ti ha portato a fare questo, perché questo è l'unico modo che tu hai per sopravvivere, perché non ti hanno dato altra chance, tu le hai provate tutte, ma il contesto non ti dà altro. Ecco, questo ha fatto sì che in qualche modo il film venisse considerato come una rappresentazione corretta della vita della comunità. E l'altro aspetto importante è che il film è stato visto in Italia e all'estero da un pubblico forse non numeroso, ma sicuramente un pubblico autorevole, cioè un pubblico capace di creare opinione. E questo ha fatto sì che il paese di Orgosolo diventasse luogo di attrazione non più semplicemente perché è il luogo di banditi, ma anche luogo interessante. A partire dall'uscita del film hanno cominciato ad andare a Orgosolo gli stranieri, non semplicemente per vedere qualche omicidio, ma per vedere la comunità. Cioè, il film ha incuriosito, si sono trasferiti là degli artisti, dal casino che poi ha aperto il fenomeno del muralismo, è arrivato a Orgosolo proprio dopo aver visto il film, incuriosito dal film. E insomma si è creata un'atmosfera che poi ha creato nei decenni anche un'economia diversa, che è quella che appunto Orgosolo ha oggi, un'economia di un paese turistico, un paese ricco, che comunque è forse uno dei paesi più sviluppati in relazione al turismo di tutta la Sardegna. Sì, tra l'altro è interessante quando raccontavi dell'intervista di Congiargiu che leggendo del tuo lavoro dedicato al film, gli appunti di De Setta, mentre stava costruendo il film, quando parla dei pastori, c'è una frase molto simile. Lui fa un'analisi dei pastori di Orgosolo e fa un'analisi simile a quella che poi dice Congiargiu, cioè come veniamo rappresentati e la storia di questa comunità. Purtroppo il tempo è volato in fretta come immaginavo perché ci sarebbe da dire tantissimo. Io però suggerisco nuovamente questo bel lavoro curato da Antioco, Banditi Orgosolo, il film di Vittorio De Seta, perché al suo interno, oltre il saggio di Antioco che insomma sviluppa meglio di quello che possiamo dire in 40 minuti il film. Poi questo lavoro è arricchito di tanti materiali preziosi, appunti di Vittorio De Seta, immagini di scena, immagini tratte dalla pellicola. Per chiudere Antioco, ieri si è inaugurata Abissi di Silenzio, quindi per chi vuol vedere anche immagini può approfittarne a Cagliari e poi più avanti a Nuoro. Ci racconti che cos'è? Perché è proprio anche questo in occasione dei 60 anni del film Banditi a Orgosolo. Sì, allora, Abissi di Silenzio è una mostra fotografica. Abissi di Silenzio è una frase che sono negli appunti di De Seta, quando lui descrive il Supramonte, mette una serie di parole una dopo l'altra che sono degli appunti, ma letta oggi sembra quasi una poesia. E quindi ci è piaciuto dare questo titolo alla mostra. Allora, la mostra fotografica si regge sostanzialmente su una constatazione che la direzione della fotografia in Bandito Orgosolo è fatta attraverso delle modalità che fanno sì che i fotogrammi sembra che abbiano quasi una loro autonomia, cioè è come se loro potessero vivere al di fuori del film con una forza espressiva che è tipica della fotografia, cioè la fotografia isola il momento e mi comunica attraverso quel momento isolato. Invece il film si caratterizza per la continuità, per il continuo passaggio da un fotogramma all'altro e quindi senza interruzione. Però la costruzione che De Seta fa delle inquadrature sembra quasi pensata per darle un'autonomia narrativa. E quindi abbiamo isolato, un lavoro che ho fatto io con la Cineteca Sarda, con Antonello Zanda, isolato una selezione di fotogrammi, di foto di scena che sono rappresentativi di quello che è la realtà
della Barbagia a cavallo fra gli anni 50 e 60, ben oltre quello che è il film, dove appunto sono degli scorci su un mondo, sono volti, sono azioni, sono paesaggi che esprimono appunto una determinata condizione. Quindi abbiamo deciso di fare questa mostra, esce in occasione dei 60 anni dall'uscita del film e da 10 anni dalla morte di De Seta, è in programma alla Fondazione di Sardegna a Cagliari fino al 30 giugno e poi dal 9 luglio al 15 agosto al Museo del Costume di Nuoro dell'Istituto Etnografico. A Cagliari l'ingresso è libero. Bisogna andare a visitarla, insomma. Penso che meriti, insomma, una piccola mostra, non è una esposizione gigantesca, però insomma, secondo me merita, insomma, poi ai posti di larga sentenza. Siamo curiosi di vederla. Io ricordo anche, insomma, alle persone che ci seguono, magari sono interessate, che al centro è disponibile il film Banditi al Gosolo, così sono disponibili buona parte dei lavori di Vittorio De Seta, quindi per chi li vuole visionare, alcuni si possono prendere anche in prestito, e diversi libri anche a disposizione per chi proprio vuole conoscere meglio il lavoro di De Seta. E io Antioco ti ringrazio per la disponibilità ancora una volta, speriamo a breve di poter organizzare nuovamente qualche altro seminario qui assieme, insomma, come quelli che abbiamo fatto sino al 2019-2020, perché insomma c'è la voglia, la necessità, il piacere di trascorrere quelle attività di confronto e anche di spunti di riflessione che abitualmente attraverso il cinema, di analisi della società che attraverso il cinema spesso è curato qui da noi. Grazie e buon lavoro per i tanti impegni che hai dal mondo dell'università, poi continuo a dire dall'operatore culturale, cioè nel senso la persona che continua a essere attiva all'interno delle diverse comunità per far fluire dei materiali che a volte rischiano anche di rimanere fermi da una parte se non c'è quell'opera di mediazione per renderli fruibili per tutti. Grazie Marcello, grazie a voi, grazie al centro, grazie a Antonello Carboni. Alle prossime occasioni. Alle prossime, grazie. Buona serata a tutti, vi aspettiamo. Ciao, buona serata a tutti.